Dopo Verona e Vicenza, anche Padova rende omaggio a Paolo Veronese, una mostra che documenta anche gli stretti legami dell'artista con la città. È così, Davide Banzato? Sì, certo. Quando abbiamo saputo che si stava creando questo bel circuito che si chiama Scopri il Veneto di Veronese, sostenuto dalla Regione, abbiamo pensato quale poteva essere il ruolo di Padova. Padova non è il teatro principale dell'attività di Veronese, però lascia opere importantissime dalla metà degli anni 50 alla metà degli anni 70. Tra le opere più belle della mostra Veronese e Padova ai civici musei eremitani c'è sicuramente il Martirio di Santa Giustina, piccola tela dipinta per l'omonimo monastero padovano. Santa Giustina, con cagnolino ai suoi piedi, è appena stata pugnalata e attorno a lei si muove una stupefacente composizione di paggi, armature, turbanti. C'è persino una carrozza sullo sfondo. Altro pezzo forte della mostra è l'Ascensione di Cristo, pala d'altare della chiesa patavina di San Francesco, protagonista di un singolare giallo risalente al 600. La tela fu tagliata in due e la parte inferiore, raffigurante gli apostoli, venne rubata. All'epoca si rimediò affidando ad un seguace di Veronese, Pietro Damini, il rifacimento della parte mancante. Oggi, per la prima volta dopo quasi 400 anni, torna a Padova la parte trafugata, attualmente conservata a Olomouc nella Repubblica Ceca. E davvero un piccolo gioiello è questa crocifissione su pietra nera. Con opere come questa, che è l'unica nota su questo supporto, Paolo dà inizio a quella che è chiamata la pittura su paragone, perché veniva utilizzata sulla pietra nera usata dagli orafi per saggiare l'oro. Erano di norma pitture di piccolo formato, di grande qualità, destinate alla devozione privata, e si inaugura così una tradizione di pittura destinata a durare a Verona fino alla peste del 1630. L'esposizione agli eremitani, in tutto una cinquantina di dipinti e una quarantina di stampe, è interessante anche perché indaga il ruolo della committenza. Nel caso di Padova, determinanti furono i benedettini, e poi ci fa scoprire l'enorme ascendente che Paolo Cagliari, detto il Veronese, esercitò su artisti contemporanei e successivi, fino in epoca barocca e rococò. A riprova di questo, le tante copie dei suoi dipinti. È vero che molte opere di Veronese sono state, per così dire, falsificate? Falsificate è una parola grossa, diciamo copiate, questo sì. Copiate perché la copia era una forma di documentazione, ma aveva magari degli elementi di utilità. Magari se una famiglia si trovava in difficoltà vendeva l'originale, per ricordare la memoria di quello che aveva avuto conservava la copia. È il caso di una copia della Santa Giustina che abbiamo qui in mostra, che i benedettini si fecero fare sperando di vendere al cardinale Mazzarino l'originale per 10.000 ducati. Come andò? Andò che l'affare non andò in porto, per fortuna, perché abbiamo la Santa Giustina, ma anche perché il cardinale passò miglior vita. Veronese e Padova, l'artista, la committenza e la sua fortuna, è promossa dal Comune di Padova con l'apporto della Regione Veneto. Rimarrà aperta agli eremitani fino all'11 gennaio 2015. Castelli, ville, abbazie in musica. Il Festival Internazionale Veneto Concertante porta suoni e melodie in luoghi ameni e suggestivi. Dal 4 settembre al 3 ottobre, 12 concerti tracciano un singolare percorso attraverso le province di Padova, Treviso e Belluno. Prossime date: venerdì 12 settembre in Villa Guarnieri di Ponzano Veneto, con un recital del violinista Domenico Nordio. Replica il giorno dopo a Feltre, nel santuario dei Santi Vittore e Corona. Al Castello del Cataio di Battaglia Terme, il 19 sono di scena Cose turche per flauto e chitarra. Sabato 20, Melli, in provincia di Belluno, propone invece musica di autori napoletani al Palazzo della Magnifica Comunità.
Il 25 settembre è la volta della Sala dei Giganti a Padova, con un programma dedicato a Germania e Francia. Replica la sera seguente nella chiesa di Santa Caterina a Treviso. Gli ultimi 2 appuntamenti sono il 2 e 3 ottobre a Torreglia in Villa dei Vescovi e a Susegana nella chiesa del Carmine, con i musici di Santa Pelagia. I concerti sono al chiuso, quindi in caso di maltempo non subiscono modifiche. Inizio alle 20:45.